Va ora in onda Pop Economia. Soldi, 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 quanti soldi, lodati siano i soldi, i bene amati soldi, perché chi ha tanti soldi vive come un pascià e a piedi caldi se ne sta. Viva i soldi! Va ora in onda Pop Economia Rumore. A te la linea, Alessandra, ben trovata. Grazie cara Sveva, 16:04, martedì 7 ottobre e vi assicuro, il batticuore mio è fortissimo. Pronti, prontissimi per una nuova stagione di Pop Economia Rumore, sempre più pop, sempre sulla notizia, sempre con voi. Seguiteci sulla Radio DAB, live su radiolibertà.net, ormai lo sapete, pagina Facebook e YouTube della radio. Sono felicissima di ritrovarvi, cari ascoltatrici e ascoltatori. Martedì, un mare magnum di notizie come sempre, ma oggi non è un martedì qualunque. Dopo l'estate bollente dei comuni italiani alle prese con l'overtourism, lo abbiamo trattato molte volte questo tema, lo ricorderete, con le associazioni dei consumatori in questa trasmissione, ora la domanda delle domande è: che autunno sarà economicamente? E già perché mentre la produzione industriale, dopo mesi e mesi al buio, sta salendo un tantino a giugno, siamo allo 0,2, il PIL, dati freschissimi del centro studi di Confindustria, è a ribasso allo 0,5, a preoccupare in queste ore è la situazione che attanaglia la Francia, la situazione politica in Francia. Pensate, appena insediato è già finito, è durato solo 13 ore, parlo di Le Cornu, terzo premier in un anno che lascia la Francia nel caos. E ora Emmanuel Macron cosa farà? Sempre più solo e disperato, farà un passo indietro o un avanti? E quanto questa crisi politica e anche economica inciderà in campo geopolitico, ve lo diciamo tra poco, tra pochissimo. Lato politica italiana, vi ho detto moltissime notizie. Piange, si arrovella il campo largo in Calabria. Trivico, ve lo ricordate? Ne abbiamo nominato molte volte, il papà del reddito di cittadinanza o reddito di vacanza, come dicevamo noi, va a tappeto, occhiuto, va a valanca, vince il centrodestra. Ma oggi ve l'ho annunciato dall'inizio, lo sapete ormai, è martedì, non un martedì qualunque, perché è martedì 7 ottobre. 2 anni fa, il giorno più buio di Israele, l'attacco terroristico di Hamas contro Israele, una barbarie senza precedenti, una data che noi ricordiamo oggi e sempre, lo abbiamo sempre fatto e sempre lo faremo, perché ricordare significa ricordare ancora, ricordare per ricordare. La strage dimenticata, ma non da noi, come scrive oggi in un intenso e in un'amara riflessione, devo dire, Fiamma Nirestan su Il Giornale.
e i sentimenti per Gaza non diventino antisemitismo. L'ho detto stamane il capo dello Stato, lo ripeto e faccio mie queste parole, perché nel ricordo e nella costante informazione che cerchiamo di dare tutti i giorni sull'orrore contro Israele, vittima, teniamo sempre, ci tengo a dirlo, contemporaneamente la luce accesa sul dramma di Gaza, un dramma che deve cessare. E proprio in queste ore cruciali in Egitto si sta svolgendo il secondo round dei negoziati di pace. Ne parliamo tra poco, 16:30, con l'ambasciatore Stefano Stefanini e Alessandro Ricci, fondatore di Studenti per Israele. Tanto mi sono dilungata un pochino perché oggi è un martedì intenso più del solito, ma apriamo subito la finestra madre, come la chiamo io, di tutte, quella che apre tutte le porte, e l'apriamo, quella della Pop Economia naturalmente, l'apriamo con Marcello Gualtieri, economista dell'Università di Torino. È in linea, professore? Sì, buongiorno Alessandra, ben trovata. Ben trovato professore, come sta, come ha passato l'estate? E poi lei è sempre, insomma lo sappiamo, ormai la conosciamo, la tocca piano. Vorrei proprio subito, dopo averla risentita e averci detto come è stato quest'estate, se ha trovato l'overtourism, come sono andati i consumi, insomma un breve tratteggio personale della sua esperienza, ma ha visto che cosa è successo? Il reddito di cittadinanza è andato in vacanza, è andato a tappeto, se lo ricorda Tridico lei? Sì, molto bene, ricordo molto bene Critico. Bene, ti dico, le mie vacanze ormai lontanissime, tutto bene, francamente non ho sofferto l'overtourism, anzi per la mia personale esperienza, vacanze in Calabria, c'era esattamente il contrario dell'overtourism, c'era un undertourism. In Calabria anche lei, quindi avrà, diciamo, assaporato il pre-elezioni. Se lo aspettava questo risultato? No, non me lo aspettavo, sono molto contento di questo risultato. Temevo perché l'esca che aveva lanciato a Tridico era veramente ghiotta per far abboccare qualche pollastro. Il reddito di regionalanza, di cittadinanza, di vacanza, come lo devi chiamare, avrebbe potuto avere un certo appeal, e invece fortunatamente gli italiani, in questo caso i calabresi, hanno scelto in maniera molto ponderata, hanno scelto molto, molto bene, e una lezione sonora per chi pensa di poter, come dire, promettere agli italiani il campo delle monete d'oro, ma ormai non abboccano più. Non abboccano più, ma c'è qualcosa che ci scuote un po', professore. Andiamo in ambito europeo, lo accennavo, se lei avrà sentito la mia introduzione, qualcosa che forse qualche pollastro c'è, ma non dalle nostre parti, forse in Francia, perché la Francia è diventata un campo un po' rischioso per l'Italia, così titolano alcuni giornali oggi. Che cosa succede in Francia? Questa instabilità politica, ma anche finanziaria, si ripercuote anche sull'Europa, su di noi, perché i titoli di Stato decennali della Francia sono considerati più rischiosi di quelli dell'Italia. Che cosa sta accadendo? Da un punto di vista economico, ovviamente l'instabilità della Francia è una pessima notizia per noi, perché come noi sappiamo l'Italia ha un'economia estremamente interconnessa con quella di alcuni partner europei, e nello specifico Germania e Francia. Germania in recessione da 2 anni, Francia in instabilità politica veramente preoccupante, quindi da un punto di vista economico non è affatto una buona notizia. Il fatto che lo spread della Francia sia sostanzialmente pari a quello dell'Italia non è una buona notizia, non è che non va detto mal comune mezzo gaudio, cioè mal comune è doppio male. La differenza tra noi e la Francia è che l'Italia ha imboccato, grazie ad una politica veramente oculata di Giorgetti ed ovviamente del Premier Meloni, una via, un percorso virtuoso di rientro dal deficit, mentre invece la Francia ha innescato un percorso in direzione opposta, cioè noi andiamo a ridurre
nostro deficit la Francia lo va ad aumentare. Ecco perché il nostro spread scende, il loro spread sale. Oggi direi che sono esattamente allo stesso punto, 85 punti base di spread, molto basso rispetto alle pregresse esperienze dell'Italia, molto alto rispetto alle pregresse esperienze della Francia, ma non è decisamente una buona notizia l'instabilità della Francia. Qualcuno ha evocato, sentivo l'immagine di Macron solo sulla Senna. Secondo lei, politicamente e anche un po' economicamente, Macron è un uomo finito? È una domanda a cui francamente non so darti una risposta. Certo, ma lei è così buono, professore, noi ci teniamo tutte le risposte. No. Ci proviamo. Ha dimostrato negli anni una straordinaria capacità e vitalità. Da qualche tempo non mi sembra più lucido come nei primi anni del suo mandato, per cui effettivamente penso che la sua epoca in Francia volga al termine. Volga al tramonto. Intanto, dalle parti di Madame Lagarde, BCE, si raccomanda un qualcosa che mi ha molto colpito: i contanti. Mettete sotto il cassetto un po' di contanti, andate a prelevare in caso di crisi, perché c'è una crisi in questo senso e la BCE contemporaneamente scommette anche sull'euro digitale. Perché siamo adesso, diciamo così, costretti, oppure c'è questa indicazione, non voglio dire che sia una costrizione, ma insomma un'indicazione molto netta. Siamo ritornati, professore, a dover mettere i soldi sotto al cassetto. Che cosa succede? È un allarme questo o un'indicazione o magari una rassicurazione? A me è suonato come allarme. No, non mi stupisce quello che ha detto la Lagarde, perché la BCE ha sempre avuto una posizione molto chiara sul tema dell'obbligo dei pagamenti tracciabili o con strumenti digitali e il contante. La BCE ha sempre detto che il contante non può essere sostituito dai pagamenti digitali, perché tutta una serie di motivazioni tecniche che fondamentalmente possiamo riassumere nel fatto che comunque i pagamenti digitali non sono accessibili a tutti, punto. Quindi la BCE ha sempre detto, anche all'Italia, non puoi obbligare il pagamento digitale, devi comunque lasciare la possibilità del pagamento in contanti, perché essendo una banca fa il suo mestiere e dice una cosa assolutamente giusta. Per cui questa richiesta, diciamo, esortazione, ricordatevi di avere del contante per avere la possibilità di sopravvivere qualche giorno in caso di cosa? Questo è il vero problema. In caso di, ad esempio, un attacco hacker alle piattaforme digitali che governano il mondo finanziario attuale, attacco hacker come poteva sembrare fantascienza, ma che invece in questo clima di tensione esasperato, pazzesco di questi mesi non è più così fantascienza, per cui siamo attenti, così come hanno bloccato gli aeroporti, sono stati bloccati gli aeroporti giganteschi nei giorni scorsi, anche per poche ore, potrebbe esserci un blocco anche della possibilità di accedere ai pagamenti digitali o banalmente andare al banco per prelevare 100 euro per fare la spesa, e se non ho i contanti e il bancomat non funziona, le carte di credito non funzionano, vado al supermercato e la spesa non riesco a farla. Quindi giustamente la BCE ha detto vi consigliamo caldamente di tenere in casa una disponibilità di contante di poter sopravvivere qualche giorno. Il vecchio contante. Allora, cari amiche e amici di Radio Libertà, cari ascoltatrici e ascoltatori, in guardia su questo punto. Professore, lei ha il dono della sintesi, la conosco, la conosciamo tutti. La domanda delle domande mi rendo conto che è molto vasta, ma lei ci riuscirà. Che autunno sarà economicamente? Beh, il panorama mi sembra abbastanza delineato. Io sinteticamente direi così: una stabilità finanziaria della spesa pubblica, che è un argomento importantissimo per il Paese, perché la spesa pubblica è metà del nostro PIL. Quindi sotto le mani di Giorgetti
abbiamo abbandonato le follie degli anni precedenti e siamo ritornati ad una politica una politica economica molto più cauta e direi razionale. Dal punto di vista dell'economia privata, purtroppo stagnazione, perché l'occasione fornita dal PNRR è sostanzialmente svanita, nel senso che con il PNRR, invece di concentrarci su pochissimi straordinari progetti di rivoluzione del Paese, abbiamo scelto la strada di infiniti rivoli di spesa pubblica e quindi quell'effetto rilancio del PNRR non c'è stato. La spinta il famosissimo PNRR, quante puntate ci abbiamo dedicato, professore, insieme? Adesso è sparito, si rende conto? Adesso sì, non ne parla più nessuno di questo PNRR. È svanito, e come mai? È svanito in 1000 rivoli pubblici. Adesso io ogni volta che vedo un lavoro pubblico inutile mi dico saranno i soldi del PNRR, perché invece di fare un'idea, una cosa qualunque, invece di fare, che posso dire, la fibra per tutto, la banda larga per tutto il paese, ecco, abbiamo scelto di fare i rotatori e di asfaltare le strade, che servono anche quello ovviamente, ma non sono quelle cose che riescono a cambiare l'economia del paese, che avremmo potuto fare per una volta senza i vincoli di Maastricht, sacrosanti vincoli di Maastricht. Lo sottolineo perché senza vincoli di Maastricht faremmo la fine dell'Argentina. Senza i vincoli di Maastricht avevamo la possibilità di spendere 200 miliardi, li abbiamo spesi male. Quindi l'economia in fase di stagnazione, non vedo all'orizzonte nulla di particolarmente rilevante che possa invertire il trend dello 0, infatti tu hai citato giustamente nella tua previsione lo 0,5 come previsione per il 2025. Dati freschissimi di Confindustria usciti proprio BCE, il governo MEF, tutti quanti concordano su questa valutazione 0,5-0,6, quindi stagnazione, quindi salari stagnanti, per cui continuiamo a rimestare sempre lo stesso brodo. Rimestiamo, professore, un po' di ottimismo ce l'abbiamo, noi sicuramente dalla parte nostra ce l'abbiamo e andiamo avanti, esamineremo con lei quando vorrà, ovviamente, quando riterrà passo passo tutti i punti economici. Siamo in ritardo perché oggi l'ho appena detto, l'ho detto prima in anticipo di puntata, è un martedì molto particolare, molto intenso, è il giorno della memoria, in questo senso ricordiamo quello che è accaduto ad Israele. Io, professore, la ringrazio come sempre, la saluto perché già l'orologio corre, siamo alle 16:20 e la aspetto qui presto quando vorrà. Grazie dell'invito e buon pomeriggio a te e a tutti gli ascoltatori. A presto. E Grazie. Allora adesso andiamo sul lato dei consumi, mentre Sveva sicuramente mi collegherà tra pochissimo la Maria Allinei, la segretaria generale di Assoutenti, una voce ormai amica di questa trasmissione. Parliamo di un grande evento, ora ve lo annuncia lei, del quale anche la nostra radio partecipa e condivide, perché è una grande manifestazione, sono 3 giorni di incontri, pensate, ve lo anticipo ora, laboratori e attività esperienziali dedicati a scuole, famiglie, comunità locali, imprese, tutto sui consumi sostenibili e cittadinanza consapevole. Dal 17 al 19 ottobre al Gazzometro Ostiense a Roma, nell'ambito di Make Fair Rome. E la nostra radio ha dato proprio il logo, insieme a tutte le altre radio, per partecipare a questa grande manifestazione dove ci saranno molti ospiti che ora vedrete familiari a noi. 3 giorni intensi di incontri. Sveva, dammi il via, dammi là quando la dottoressa Allinei si collegherà con noi. Sì, è in Intanto linea. Eccola, dimmi pure. Buongiorno Alessandra. Buongiorno cara Maria, voce amica di questa trasmissione Assoutenti, che sempre ci indica, sempre ci consiglia e è un po' la spia sui consumi e quanto accade nel nostro carrello della spesa quotidiana. Come stai cara Maria? Molto bene, grazie Alessandra, spero anche tu e i radioascoltatori.
Noi siamo qui prontissimi e allora stavo scorrendo le ultime notizie, ma prima vorrei che tu ci raccontassi di questo grande evento. Mentre ti aspettavo l'ho annunciato, la nostra radio è lì con il logo, saremo lì, verrò io a trovarti, a trovarvi, una grandissima manifestazione. Di che si tratta? Vuoi sintetizzarcelo tu? Allora, Expo Consumatori è la manifestazione che organizza Assoutenti, ormai giunta all'8ª edizione. È un momento molto importante per i cittadini consumatori, ma anche per le istituzioni e le aziende, perché è diventato ormai un luogo di incontro dove potersi confrontare. In questi 3 giorni di lavori cercheremo di organizzare laboratori, tavole rotonde, convegni rivolte ai target dei cittadini, dei giovani, ma anche degli esperti di settore e, come dicevo prima, delle aziende. In questo momento, in questi giorni, i temi principali sono quelli della sostenibilità, di educare il cittadino al consumo sostenibile, ad essere più consapevoli delle scelte che fa e soprattutto a rendersi conto che la sua scelta detta il mercato, perché il consumatore ha questo potere che ancora forse non ha Non molto più chiaro, potere che d'acquisto, Maria, ma un altro potere, questo ci rincuora. Quale potere ha il povero Esatto, consumatore, noi poveri consumatori? di dare le indicazioni al mercato, perché è chiaro che quando lui va in giro con il carrello della spesa nel supermercato, ai mercati, sceglie un prodotto piuttosto che un altro, già dà un'indicazione specifica e ben definita a qual è l'orientamento. Quindi a volte siamo spesso abituati a parlare dei prezzi che rincarano, come poi se avrò modo di raccontarti tra poco cosa è successo nel settore della nostra pasta, il nostro bene Molto principale. interessante, stavo leggendo, scorrendo le ultime notizie. Dicevo, Maria, ci tengo molto, siamo anche noi lì, c'è anche Radio Libertà. Ma e, Radio Libertà è media partner, quindi noi siamo veramente onorati e orgogliosi di questo partenariato con voi, e tra l'altro ci saranno molti ospiti che verranno a trovarci in questi 3 Chi ci giorni, sarà? tra cui l'onorevole Raccontaci. Gusmeroli, con cui abbiamo avuto modo un di nostro carissimo confrontarci. amico, un interlocutore chiave di questa trasmissione. Esatto, con cui ci siamo confrontati più volte, abbiamo invitato anche l'onorevole Bitonci, le autorità, i presidenti delle varie autorità, quindi comunque veramente, come dicevo prima, un momento di confronto e di dialogo attivo con tutti quanti i target di riferimento. Quindi 17, siamo proprio 19 molto felici di ottobre, questa Gasometro collaborazione. Scienze a Roma. Benissimo, e allora che cosa volevi dirci della pasta? Stavo leggendo delle notizie un po' inquietanti, insomma un po' davvero mi fanno preoccupare, perché la pasta, guai a toccarla la nostra pasta, è insorta anche la nostra Gragnano. Io mi sono recata lì tempo fa per un servizio per Rai 1, e il Made in Italy, Gragnano, la pasta. Che cosa succede? I pastifici italiani preparano azioni legali perché ci sono i dati sulla pasta. Raccontaci, Maria. Sì, allora dunque abbiamo fatto questa nostra ricerca interna, per cui dal 2021 il prezzo del medio della pasta è aumentato del 24,2%, quindi una percentuale veramente elevata per un bene primario poi caratteristico come quello della pasta. Abbiamo visto che ci sono dei prezzi medi che passano da vari, come diciamo si attesta a 1,43 €, 1,43 € come prezzo medio, ma arriviamo a Pescara a 2,15 €, quindi comunque un prezzo molto elevato rispetto al 2021, e questi dati rischiano di aumentare, cara Alessandra, perché abbiamo notato la notizia che diciamo si paventano i dazi al 107% con un rischio di rincaro in Italia, perché è chiaro che se come dicevi tu, facevi riferimento prima alla Gragnano, non ha più quella capacità di esportare, perché ovviamente non conviene più, per sopravvivere deve comunque andare a bilancio, e quindi certo. cosa fa? Aumenta internamente, e quindi sono i poveri italiani che ci rimettono. Quindi noi leggo qui, Maria, tra le aziende coinvolte Barilla, scusami, e Rummo annunciano ricorsi e difese legali. Barilla e Rummo, insomma, sono 2 aziende molto conosciute, mentre gli agricoltori temono effetti a catena. Il governo e la Commissione UE promettono di seguire il caso da vicino.
Queste sono le ultime che posso leggerti di agenzie di questi minuti. Sì, lo capisco, perché si deve dare comunque un segnale, no? Perché prima abbiamo avuto la guerra in Ucraina, la crisi delle materie prime, il caro energia, tutto ha portato ai rialzi, adesso anche i dazi, giustamente capisco che si voglia dare un segnale forte, lo dobbiamo dare sia noi cittadini e consumatori, ma anche alle aziende, insomma, ecco, perché beni, diciamo, del Made in Italy vanno tutelati, ovviamente. Una indicazione per i consumatori velocissimamente, poi ricordiamo l'evento del Expo Consumatori, di nuovo ancora in chiusura. Ma le indicazioni sull'acquisto sono sempre, diciamo, quelle di essere molto attenti, di comprare leggendo bene l'etichetta e non per abitudine. Per quanto riguarda Expo, dal 17 al 18 e il 19 ottobre a Roma vi aspettiamo all'interno del Maker Faire, che è una manifestazione orientata ai giovani ma anche ai curiosi, perché si parlerà anche di nuove tecnologie. Abbiamo un bellissimo stand nell'area innovazione e venite a trovarci, vi aspetteremo con giochi, laboratori, tavole rotonde e interlocuzioni con le istituzioni, come abbiamo detto prima. Bene, un bel momento di confronto importante soprattutto per i consumatori italiani. Grazie Maria Linei e ci risentiremo senz'altro presto, 17-19 ottobre a Roma, Gazzometro Scienze Make Fair Roma, giusto? Giustissimo, tutto molto corretto. Grazie mille Alessandra, ci vediamo allora all'Expo. A presto Maria, e voi rimanete con noi perché andiamo un attimo, ma soltanto qualche minuto in pausa, e poi andiamo con Rumore con noi l'ambasciatore Stefano Stefanini. Pensa a respirare. Ora abbandonati. Che cosa vedi? Luce, oscurità, l'equilibrio. È tanto più grande. È stato un risveglio. Hai sentito? Conosco una sola verità. Movie Time ti fa entrare nel vivo del cinema, ti fa sentire come se fossi tu il protagonista del grande schermo. Ogni sabato dalle ore 16. Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censure, la tua radio. Un nuovo modo per sostenere la tua radio. Visita radiolibertà.net. Ti basta un click e potrai versare il tuo contributo volontario direttamente online. Potrai donare con ogni tipo di carta di credito, anche prepagata. Ti aspettiamo online su radiolibertà.net. Sostieni la tua radio con il tuo contributo volontario. Radio Libertà. La tua radio. Diamo voce alla nostra gente. Stanco di perderti i tuoi programmi radiofonici preferiti? Vorresti la tua musica, le tue voci amate sempre con te, ovunque tu vada? Radio Libertà, l'applicazione che trasforma il tuo smartphone e tablet nella tua radio personale. Scaricala ora, è gratis per i dispositivi Android e iOS. Avrai tutta la programmazione quotidiana di Radio Libertà a portata di mano. Scopri di più su radiolibertà.net. Semplicemente la tua radio. Va ora in onda Rumore. Va ora in onda Rumore. A te la linea, Alessandra. Grazie del ritorno della linea Sveva, mentre in tutto Israele si commemorano le vittime del 7 ottobre. I negoziati sul piano di pace proposti dagli USA sono proprio in questo momento in corso. Ore febbrili, ore davvero molto delicate, momenti cruciali a Sharm el Sheikh in Egitto. Trump dice bisogna fare in fretta, ci riusciremo stavolta. Netanyahu sente anche Putin. So che è già collegato ed è sempre un piacere e un onore avere in diretta con noi l'ambasciatore Stefano Stefanini. Ambasciatore, c'è, ben trovato. Buon pomeriggio.
Buon pomeriggio a lei e grazie di esserci sempre. E allora, momenti davvero delicatissimi, ci sono molti nodi da sciogliere, tra questi i nomi da liberare, gli aiuti, le modalità di liberazione degli ostaggi, leggiamo qui da fonti aggiornate di agenzia. Ambasciatore, ieri il cardinale Pizzaballa, non le sarà sfuggito, patriarca di Gerusalemme, ha detto così al Corriere: è un percorso pieno di insidie, ma c'è stavolta uno spiraglio mai visto. È così? La svolta è dietro l'angolo delle insidie. Cosa sta cambiando veramente? Dire che la svolta è dietro l'angolo è un po' ottimista. Io sono d'accordo con il cardinale Pizzaballa, o meglio, non posso che concordare con quello che dice il cardinale Pizzaballa, semplicemente perché è una persona che conosce dal di dentro la realtà palestinese e israeliana, quindi quello che dice ci dà un filo di ottimismo. Il percorso di qui al traguardo, che è quello di uno Stato palestinese, o comunque di pace duratura fra Israele e palestinesi, è lontano. Ora siamo alle trattative per compiere il primo passo, che è quello della fine della guerra a Gaza, in cambio del rilascio degli ostaggi e a loro volta del rilascio di circa 2000 detenuti nelle prigioni israeliane. Quindi tutto il resto poi sarà una gara, un percorso ad ostacoli, ma intanto bisogna superare il primo. Oggi evidentemente è il giorno in cui è più difficile parlare di pace. Israele, come lei ha appena detto, sta commemorando la tragedia di 2 anni fa, però e quindi le dichiarazioni pubbliche sia di Israele che di Hamas vanno viste in filigrana con l'anniversario. Quello che conta però sono le trattative che hanno cominciato a svolgere a Sharm el-Sheikh. Ecco, lo ha ben detto lei, in filigrana. Poco fa un'altra polemica, partiamo proprio dalle notizie di giornata che voglio commentare con lei. Parolin, il cardinale, sul 7 ottobre ha detto sul 7 ottobre Gaza è inaccettabile ridurre le persone a vittime collaterali. Subito c'è stata una presa di posizione dell'ambasciatore di Israele. Le parole di Parolin minano gli sforzi per la pace. Ora, al di là di tutto questo, si sa che il clima è molto teso. Questa tensione quanto e come può minare gli sforzi della diplomazia? Ma io non credo che le dichiarazioni che vengono fatte oggi, a volte in questi casi si dicono parole che poi si prestano a interpretazioni come è stato nel caso dell'ambasciatore di Israele per le parole di Parolin, che possono suonare come semplicemente una condanna della guerra di Israele a Gaza, a causa delle vittime collaterali. Probabilmente Parolin intendeva come vittime collaterali altrettanto le vittime del 7 ottobre, che nell'ottica di Hamas sono vittime collaterali per l'obiettivo di Hamas, che è quello di una Palestina dal fiume al mare, non dei due stati, intendiamoci, perché questo è un problema di fondo di cui spesso non ci si rende conto, che Hamas non vuole gli stati. Hamas è uno stato unico palestinese. Ecco, sulla partita degli ostaggi, ambasciatore, che è una partita cruciale, tante volte l'abbiamo commentato con lei, che cosa possiamo dire? Che più presto si arriverà alla liberazione degli ostaggi, quindi a trovarne un numero decente ancora in vita, perché la stima, non so su che basi di intelligence, è che sui 50 circa ostaggi ancora in mano di Hamas ce ne siano appena una ventina in vita. Non sappiamo in che condizioni di salute, non è che siano molto ottimisti pensando alle condizioni in cui vivono da 2 anni, quindi più presto
si arriva alla liberazione degli ostaggi, più presto almeno si toglie uno dei macigni sulla via di quel percorso delineato da Cardinale Pizzaballa. Sempre fonti di agenzie e giornali internazionali raccontano che Hamas è molto molto spaccata al suo interno e c'è chi ovviamente, una componente molto forte, rema contro questo accordo di pace, questa negoziazione. Chi è che rema contro di questi personaggi? Oggi c'è un ottimo articolo su Corriere della Sera, consiglieri, spie e mediatori, chi partecipa ai colloqui indiretti, ma chi è davvero che rema contro questa roadmap del piano? Io non sono un esperto di Hamas al punto di conoscere bene i vari personaggi, i ruoli all'interno del movimento di resistenza islamico. Ma le due componenti si possono identificare con le due vie che Hamas vede per la propria sopravvivenza, soprattutto politica, perché la sopravvivenza militare è comunque, se non finita, in grandi difficoltà. Una è quella del martirio. Continuiamo la guerra a oltranza e poi saremo anche annientati, quelli che sono a Gaza City, ma poi ci sarà chi la continua in nostro nome. L'altra è quella del sopravviviamo nella misura del possibile con l'esilio, con la consegna delle armi, per poi continuare la nostra battaglia politica. Possiamo immaginare che la maggior parte che i negoziatori di Hamas, a cui è risparmiato l'orrore della guerra perché sono in Qatar, abbiano il lusso, diciamo, di esaminare senza rischio personale le due opzioni. Non è così per chi si trova per i miliziani che sono sotto l'offensiva israeliana. Chiaro. E poi c'è il punto di chi controllerà Gaza e come anche per impedire questa rinascita dei jihadisti. Ecco, con lei voglio venire a commentare proprio una notizia freschissima. Hamas, dicono qui i media internazionali, accetta il disarmo ma non vuole Tony Blair in governo Gaza. Ecco, ora si è fatto il nome in questi giorni dell'ex premier britannico che i detrattori chiamano il valletto di Trump, ma si sa che Blair è consigliere di Donald Trump da molto tempo. Che partita può giocare o non può giocare Tony Blair in questo contesto? Ma diciamo, la meccanica di come poi si articolerebbe l'amministrazione di Gaza, che è una supervisione, non è un'amministrazione internazionale, sarebbe una supervisione internazionale per poi praticamente passare le consegne definitivamente a un'amministrazione palestinese da cui il piano esclude la partecipazione di Hamas. Tony Blair è la personalità che è stata scelta da Trump, non è un consigliere di Trump se non per questa vicenda del Medio Oriente. Ha le carte in regola perché dopo aver cessato l'incarico da primo ministro britannico si è dedicato al Medio Oriente. Non credo che Hamas possa esercitare un diritto di veto sulla presenza, partecipazione di Blair a questa forma ibrida di supervisione internazionale. Ecco, lei ci crede in questo incarico di Tony Blair? Potrebbe essere un'arma, diciamo così, tra virgolette, importante? Potrebbe essere un sedatore in questo senso? Ma non è che io creda particolarmente all'essenzialità di
di Tony Blair è sicuramente uno dei più qualificati per un ruolo di questo genere. Il punto è che per arrivare a un'amministrazione palestinese di Gaza è necessaria una fase di garanzia internazionale, altrimenti Israele non la concede. Quindi o Tony Blair o qualcun altro, un ruolo internazionale dovrà esserci. Ruolo internazionale che dovrebbe essere per la grande, almeno per una grossa quota, assicurato dagli Stati arabi. Quindi sono loro, gli Stati arabi, che fonderanno, che daranno vita alla forza di stabilizzazione internazionale, che ci metteranno anche dei soldi nella ricostruzione, che devono dire se Tony Blair è una personalità gradita o meno, dato che prima di presentare il piano ci sono state le consultazioni con gli Stati arabi, devo presumere che Tony Blair lo ben accetto agli Stati arabi, non necessariamente, evidentemente non Hamas. Ecco, siamo al termine, ambasciatore, volevo chiedere un'ultima cosa. Donald Trump, questa è una partita fondamentale per lui, forse diciamo la partita decisiva, potrebbe essere l'ultima possibilità in questo senso. Come vede lei il ruolo di Donald Trump in queste ore, in questi giorni, in questi momenti? Su questa questione Donald Trump ha il merito di aver veramente smosso le acque e messo sul tavolo quello che oggi è, ritorno a quello che ha detto il cardinale Pizzaballa, una possibile via di uscita da questo dramma che dura dalla strage perpetrata da Hamas 2 anni fa. Da 2 anni. Certo. È uno dei tanti tavoli su cui sta giocando Trump. I principali sono tutti all'interno degli Stati Uniti. Trump sta dando la spinta che potrà essere decisiva, però non è che il futuro di Trump dipenda dal successo o meno del piano del suo questa trattativa, dice lei, ecco, non è questo, insomma, non è il suo futuro, non dipende da questo. Una caratura internazionale non solo di grande potenza in caso di imporre i dazi, eccetera, eccetera, ma anche di mediatore, pacificatore internazionale, forse lo metterebbe in corsa quel suo grande desiderio per il Nobel per la pace, però Trump sta giocando su tantissimi altri tavoli. Grazie ambasciatore Stefanini, lei è sempre una presenza per noi preziosa, sempre ora più che mai. Grazie ancora. Buon pomeriggio, e a presto. Grazie Alessandra, non esageri con i complimenti. No, è la verità, perché ci fornisce un quadro lucido, completo, e ci fa capire meglio questa complessità davvero di questo momento così difficile per questo contesto internazionale geopolitico, ma anche per noi stessi, increduli e soccombenti di fronte a queste situazioni più grandi di noi. A presto ambasciatore. Buon pomeriggio, grazie. Buon pomeriggio. Siamo veramente quasi in chiusura, abbiamo 15 minuti, ci sta aspettando Alessandro Ricci. Sveva, vedi tu quando puoi collegarlo telefonicamente, perché oggi siamo in trasmissione in diretta telefonica, lo ricordo. Guardateci, ascoltateci sulla Radio DAB, mettete i social, fate quel che volete, noi siamo veramente in chiusura, ma è molto importante la testimonianza di Alessandro Ricci, fondatore di Studenti per Israele. E mentre Sveva lo collega in diretta, io vi do qualche dato. Il ministro Piantedosi ha detto così, ha dato qualche dato poco fa. In Italia ci sono 351 casi di antisemitismo e 98 soltanto sono quelli denunciati. Ora voi lo avete visto, stiamo commemorando
l'anniversario del 7 ottobre di Israele, ma ci sono tanti collettivi pro-Pal che anche legittimamente vogliono manifestare, ma c'è stata una stortura in tutto questo. Il movimento di giovani palestinesi a Bologna ha annunciato sui propri canali una manifestazione in Piazza del Nettuno, appunto a Bologna, per questa sera con lo slogan Viva il 7 ottobre. Avete capito bene? Viva il 7 ottobre, viva la resistenza palestinese. Ora, dire viva il 7 ottobre non mi sembra una cosa normale. E c'è Alessandro Ricci, Sveva? Sì, è in diretta. Eccolo, Alessandro, buonasera. 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 E allora tu sei giovane e hai questo movimento fondatore di Studenti per Israele, tanti giovani che si sono uniti, e quando, devo dire subito, lo voglio dire in diretta, su Instagram, sui social hanno visto, perché ci seguono in molti, che tu eri qui, Alessandro, e quindi io facevo questa puntata, mi hanno detto così, io ve lo speakerò, proprio tale quale, così come lo hanno scritto, ma vada a fanculo lei, Studenti per Israele e Israele, cioè io, lei sarei io, Studenti per Israele siete voi e Israele, Palestina libera dal fiume fino al mare. Ecco, Alessandro, questo l'ho voluto dire per dare il termometro, il polso di questo clima, dire avvelenato e dir poco. Che puoi dire su questo? Sì, diciamo che noi siamo molto abituati. Proprio stamattina noi abbiamo organizzato appunto uno stand di commemorazione per le vittime del 7 di ottobre, per gli ostaggi che ancora sono a Gaza, quindi ecco, e non siamo stati appunto scevri da insulti e come al solito appunto persone che ci hanno offeso, invito contro. Ormai è un clima che si è estremamente polarizzato, basta vedere anche nella nostra pagina i commenti che ci arrivano, ma proprio commenti. Voglio dirlo, Alessandro, se vuoi darci anche gli estremi delle tue pagine, perché sono pagine seguitissime dove tu, insieme a tanti giovani, informate anche in maniera molto lucida. Sì. Appunto, noi su Instagram siamo Studenti per Israele, Studi Israele, se appunto uno lo vuole cercare. Noi siamo nati su Instagram ed estesi attualmente anche ad altre piattaforme principali come Facebook e TikTok, dove appunto noi vogliamo raggiungere un bacino di utenza dei nostri coetanei o comunque della nostra generazione, perché ci siamo accorti proprio anche i tempi dell'attentato, poco dopo, le persone erano veramente completamente ignoranti e ignare di quello che fosse successo quel giorno, quindi persone che prendevano una posizione appunto contro Israele senza neanche sapere quello che realmente fosse successo, che cosa davvero avesse scaturito questa guerra, sulla quale ci mancherebbe, ognuno può avere le proprie opinioni, ma ecco, non sapere neanche da cosa derivasse era una cosa grave. Noi ci siamo dati l'obiettivo appunto di fare della corretta informazione. Esatto, su quello che realmente è successo. Subito, dal 7 ottobre di 2 anni fa, da allora ad ora, cosa è cambiato a livello di informazione? Qual è la tua percezione? Qual è il tuo polso? Guardi, le dico adesso subito che noi comunque anche oggi ci siamo resi conto che, a mio avviso, alcune persone stanno veramente capendo, anche grazie agli ultimi scioperi che ci sono stati in questi giorni, secondo me, perché le persone si stanno, secondo me, rendendo conto che in realtà non c'è uno Stato cattivo, no? Come viene descritto, che ha interesse nell'invadere per forza i territori palestinesi, in questo caso della striscia, ma perché realmente c'è una necessità di portare a casa gli ostaggi. Oggi anche noi, stranamente, non mi aspettavo questa cosa, abbiamo ricevuto un caloroso affetto anche da parte di persone che comunque, membri della stessa giunta comunale, tra l'altro, che sono sempre stati comunque schierati abbastanza contro Israele, ci hanno comunque manifestato la loro vicinanza e il loro affetto. Ecco, secondo me forse anche con questo spiraglio di tregua che si può intravedere, sperando che possa andare a buon fine, le persone, ecco, ci sarà, a mio sommesso avviso, forse una resa dei conti intellettuale,
e la verità, diciamo, verrà fuori da tutte le menzogne che sono state. Bene, questo clima che ci descrivi, che ci tratteggi, è sicuramente positivo. Come è positivo, come deve essere fatto, e ci tengo molto a dirlo, l'ho detto anche in apertura di puntata, di accendere sempre i riflettori, di parlare sempre del dramma senza fine di Gaza, che deve cessare prima possibile. Speriamo tutti, Sì. lo abbiamo visto con l'ambasciatore Stefanini in questa difficile trattativa, ma questo certo non ammette però il fatto che si dica viva il 7 ottobre da alcune piazze come Bologna, come No, questa è sera. stata una cosa vergognosa, direi squallida proprio, perché come nessuno si è mai permesso, ovviamente parlo dalla mia parte, dei miei coetanei e dalle persone che collaborano con noi, nessuno si è mai permesso di sbeffeggiare nessun tipo di vittima che sono terribilmente morti purtroppo in questo conflitto anche dalla parte diciamo di Gaza. Nessuno si dovrebbe mai permettere di sbeffeggiare delle persone che sono state orribilmente anche uccise e torturate fino ad oggi per 2 anni. Ecco, questa per me è veramente una cosa squallida e proprio disgustosa. Questo è il metodo del clima avvelenato, del clima rovente, del clima cattivo che si sta creando in questo paese, che sicuramente le immagini di Gaza sono delle immagini devastanti che ci vedono, l'ho detto prima, lo ribadisco, soccombenti. Deve cessare questo massacro, ma questo non ammette ovviamente cose di questo tipo, frasi, atteggiamenti, anche violenze di questo tipo. Però voglio chiedere a te, Alessandro, sei giovane, sei molto impegnato, è un movimento importantissimo, cosa si può fare per ricostruire questo clima e per cessare questo avvelenamento che non serve certo a nessuno, perché abbiamo visto quanta fatica stanno facendo i negoziati, e allora anche socialmente, anche intellettualmente, anche dal punto di vista dei giovani, cosa si potrebbe fare? Guardi, allora, noi ci siamo interrogati veramente tanto su questa domanda, ed è una domanda che purtroppo diciamo con modestia, mi permetto di dire che non so rispondere del tutto. Noi tutto quello che facciamo lo facciamo per appunto diffondere una corretta informazione, per creare anche delle forme di dialogo e far sì che anche quello che abbiamo fatto stamani, appunto, per far sì che la situazione non venga ulteriormente polarizzata, poiché diciamo ci sono queste 2 parti, questi 2 blocchi che non sono completamente polarizzati senza dialogo. Ecco, noi in realtà anche oggi il nostro intento era certo la commemorazione delle vittime, ma anche cercare di parlare con i cittadini. Noi eravamo ad uno stand nel mio comune dove ci sono anche persone che ho conosciuto della mia scuola, della mia infanzia, a cui ho cercato di spiegare e ho cercato anche di ascoltare le loro ragioni. Ecco, però questo a mio avviso va fatto soltanto con l'informazione, senza offese, ma mettendoci a parlare. Ho sentito una persona che mi ha detto: in questo periodo mancano delle strette di mano. Ecco, sì, è vero, secondo me in questo periodo manca davvero mettersi a un tavolo, stringersi la mano e anche con idee contrapposte trovare veramente un punto di incontro. Ciò non di meno, i media stanno facendo un buon lavoro a livello informativo, Alessandro, così? Assolutamente no, i media stanno facendo la cosa opposta. I media stanno polarizzando questa cosa, questo argomento che già è stato per tutto questo tempo polarizzato di suo, perché qualunque sui media abbiamo una disinformazione dilagante che è impressionante. Io in 20 anni penso di non aver mai visto un tipo di disinformazione di così ampia portata, anche purtroppo mi devo permettere da parte dei giornali che puntano veramente soltanto a fare notizia senza citare delle fonti, perché anche tutti i numeri che noi prendiamo sono numeri che provengono dal Ministero della Salute di Gaza, bollettini di guerra che, come tutti i bollettini di guerra, non sono del tutto veritieri, quindi i giornali puntano a fare titolo senza mai interrogarsi prima se sia vera la fonte. Ecco, questo è un tipo di giornalismo che secondo me
Non può 20 o funzionare 30 più. anni fa non ci sarebbe stato, ecco. Ecco, altre I iniziative social di hanno voi fatto la giovani, loro parte. certamente ho compreso. Altre iniziative di voi giovani per Israele, le prossime iniziative, avete in mente di fare qualcosa, oltre ovviamente a Sì, questa noi importante commemorazione? volevamo non tanto con Studenti per Israele, ma anche tramite altre associazioni che poi diciamo pubblicheremo al momento dell'evento. Volevamo, per rispondere anche alla sua domanda di che cosa possiamo fare per cercare di dialogare, noi volevamo mettere in piedi, stiamo organizzando un evento con Molinari dove noi ci proponiamo di fare proprio Molinari, il direttore di Repubblica, intende? Il direttore di Repubblica, esattamente. Perfetto. Noi volevamo fare proprio questo contraddittorio, l'abbiamo chiamato contro nel senso ovviamente buono del termine, cioè persone che pur non essendo d'accordo fanno domande anche provocatorie, dove noi cerchiamo, Molinari in particolar modo, cercherà di dare il suo punto di vista, ma sempre con il dialogo, senza scontrarsi, perché le opinioni contrastanti sono il sale della nostra democrazia ed è giusto che ognuno possa esprimere le loro opinioni e anche che noi possiamo anche cogliere noi stessi dei punti che magari abbiamo, ahimè, sottovalutato, ecco, e quindi possiamo anche noi metterci a confronto e ascoltare altri punti di vista da altre prospettive. Questa è veramente una cosa che manca. E allora, Alessandro Ricci, io ti saluto, ti ringrazio e spero di averti di nuovo presto per avere altre notizie di voi Studenti per Israele e di sapere di vostre altre nuove iniziative. Grazie mille, buona serata a tutti. Grazie. E allora siamo in chiusura, in perfetto orario, penso oggi, mi sembra davvero molto strano per quanto la puntata sia stata molto fitta. Voglio darvi una notizia molto bella, secondo me, molto romantica, ma anche molto sensoriale. Stasera, se siete amanti delle stelle e dell'astronomia, non potete perdervi un rarissimo spettacolo, la Luna del Raccolto. È la prima superluna dell'anno, superluna, dico superluna, e sorge stasera. Il momento giusto per vederla non so dirvelo, ma voi collegatevi col naso all'insù, verso il cielo, occhi protesi in su, e l'evento di quest'anno è un evento speciale davvero perché coinciderà con la prima superluna dell'anno. La luna piena del raccolto, nota anche come luna della fattoria, sorge stasera. Vi saluto, vi ringrazio, vi abbraccio, siamo pronti per ricominciare insieme, abbiamo già ricominciato e vi aspetto naturalmente martedì alle ore 16, Pop Economia Rumore, Radio Libertà. Un abbraccio e a martedì prossimo. Avete ascoltato Pop Economia.